presenza di musiche come lo swing, che hanno anche dei movimenti particolari di comunicazione, non ci potesse essere anche un influsso di una signorina come quella che vediamo lì nel disegno. Una signorina e un signorino, certamente l'elemento specchio sessuale... delle mie brame, dice qua qualcuno. L'elemento, tra l'altro l'elemento sessuale è assolutamente fondamentale, perché l'idea di dialogo con l'altro attraverso il corpo e attraverso un gioco di abbandono e controllo è sicuramente ha una componente sessuale fortissima. Vorrei ricordare che insomma, la parola swing può essere naturalmente, ed è stata associata alla sessualità, e vorrei ricordare che la parola jazz, la cui etimologia continua ad essere misteriosa, ci sono varie ipotesi, ma tutte le ipotesi etimologiche legate al jazz hanno un campo semantico in comune, che è il piacere sessuale, l'attività corporea. Più che il piacere sessuale è la corporeità sessuale, quindi il movimento sessuale. Quindi sicuramente c'è un aspetto del genere.